non immaginavo una cosa così bella. Devo dire che oggi ho scritto che in fondo il D-Day si è fatto da solo, cioè bastava dire che lo volevamo fare perché tantissime persone si mettessero in marcia e decidessero di organizzare degli eventi, di partecipare, di farci sentire accolti, di diventare protagonisti di questa giornata. Non è stata un'invasione come la parola D-Day fa immaginare, e anche se sono venuti una trentina di amici da tutta Italia per darci una mano oggi, tanti star della rete o star dell'innovazione italiana che hanno deciso di venire un giorno e dedicare una giornata a insegnare qualcosa agli altri. Come sempre accade, quando insegni qualcosa agli altri impari qualcosa. Quando oggi sono entrato nell'aula di una scuola di Udine e ho visto degli anziani che imparavano dai ragazzi uno a uno, ho detto: questi stanno facendo esattamente quello che io immaginavo e lo stanno facendo da 2 anni, non lo sapeva nessuno. Queste cose invece è bene saperle, è bene raccontarsele, perché sono quelle cosiddette buone pratiche che cambiano il paese e lo rendono migliore. Quindi abbiamo cominciato all'alba, c'era già il sole in realtà, alle 7 del mattino c'era un bellissimo sole su Trieste, e siamo partiti con Gorizia. È stato bellissimo partire con un ragazzino di 14 anni in cattedra, un ragazzino di 14 anni che insegna ai più grandi. È davvero il mondo rovesciato, e a volte devi rovesciare il mondo e vederlo alla rovescia per poter cambiare le cose. È quello che stiamo provando a fare. Questo è un progetto che punta a rimettere i ragazzi al centro, che punta a rimettere la scuola al centro, la scuola come luogo di formazione. Cioè, l'unica cosa davvero che ci salva, che ci dà un futuro, è ricominciare a imparare, avere voglia di imparare a lavorare sul nostro capitale umano, come la chiamava la Rita Levi Montalcini. Ed è questa la chiave fondamentale. Oggi Internet ci dà grandi opportunità, grandissime opportunità di crescita, di miglioramento della qualità della vita a tutti, a prescindere da quello che fa il governo, fa il ministro, fa il Parlamento, fa l'Europa, fa l'euro, dalle ingiustizie, dall'imperizia, dalla distrazione di chi ci può guidare. È un'opportunità che abbiamo a prescindere da tutti. Io dico spesso che si tratta di un'innovazione senza permesso, perché non dobbiamo aspettare niente e nessuno per farlo. È quello che abbiamo fatto qua in Friuli. Deborah Serracchiani ci ha dato fiducia per costruire un progetto e in 1 mese e mezzo abbiamo fatto tantissimo, tutti insieme, senza aspettare nessuno. Abbiamo deciso di investire, di credere, di dare fiducia a tutti. Era troppo bello provare a dimostrare che le cose potevano cambiare davvero, l'abbiamo voluto fare.